E buonasera, prima puntata di Che Calcio Che Fa del 2019, ci siamo lasciati a dicembre con gli ultimi verdetti del campionato di calcio, il Giro di Boa che inizierà appunto il girone di ritorno proprio in questo weekend calcistico, ma di calcio ovviamente si è parlato, si è trattato, si è giocato con la Coppa Italia nel weekend precedente, con la Supercoppa italiana, con ovviamente il calciomercato e le trattative che fervono in questo periodo dell'anno, che ha portato il calciomercato fino al 31 gennaio, quindi ancora un paio di settimane per gli ultimi acquisti, e quindi abbiamo tantissimi argomenti, abbiamo sempre un tourbillon di ospiti, ovviamente qui a Che Calcio Che Fa, cambiano di volta in volta, salvo qualche raro caso, e quindi ho il piacere di ovviamente di introdurre due amici, uno di vecchia data, specie poi per una passione calcistica comune, e ho il piacere di presentare Claudio Segagni. Fulvio, grazie dell'invito, è un gran piacere essere qui, insomma. Allora, Claudio Segagni, tanto per contestualizzare, è un tuttologo del calcio, nel senso che innanzitutto è un conoscitore di lingue, di costumi, di paesi, clonati, spostati, diciamo, mutuati in qualche modo verso il calcio. Ha accompagnato a livello ovviamente della sua professione di interprete molte squadre di calcio, tra cui anche la nazionale italiana, e ultimamente si sta dedicando invece nell'ambito, diciamo, dell'intermediazione calcistica come agente, e quindi dopo ci parlerai anche del tuo ruolo. Mentre invece alla mia destra, un po' da contraltare a una passione interista, abbiamo invece un appassionato personaggio emergente, opinionista, abbiamo Alessandro Carra, detto il milanologo. Buonasera Fulvio, grazie per l'invito e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ecco, allora vabbè, diciamo che questo sarà una sorta di derby scherzoso, perché poi a me piace parlare ovviamente di Inter, di Milano, mi piace parlare di bel calcio e parlare di cose positive del calcio, anche se ultimamente ci sono sempre delle score che dobbiamo in qualche modo sopportare e vengono tirate fuori ovviamente dalle varie situazioni, dai bu razzisti alla partita di Jeddah in Arabia Saudita, insomma comunque noi qua parliamo di altre cose. Incominciamo a parlare per esempio di Claudio Segagni. A questo punto c'è un piccolo contributo, una piccola sorpresa nei suoi confronti. Lui vedrà delle immagini, ma soprattutto per il pubblico, immagini che conosce benissimo, però mi piace far vedere al pubblico la sua provenienza di natura calcistica. Vabbè, insomma, è un parterre de roi, molti interisti, un presidente di passaggio come tu, che tra un po' lascerà probabilmente le sue quote azionarie, grandi campioni, non ultimo Francesco Totti nel tuo periodo di appartenenza alla Roma, e ultimamente invece per esempio il Parma con Gervinho, che è un personaggio penso notevole. Che cosa ti lascia, diciamo, questa, al di là della questione professionale, nel tuo, diciamo, intimo, il fatto di conoscere tutti questi ambienti da un altro punto di vista? Ah sì, Fulvio, innanzitutto grazie, bellissimo. Alcune foto non mi ricordavo perché hanno anche qualche anno, ero un po' più giovane. Comunque sì, ho avuto la possibilità di conoscere, insomma, la situazione dei club, quella che è la vera realtà probabilmente che i tifosi, che noi, perché in questo momento insomma mi reputo un tifoso, non ho più la possibilità come prima, Parma a parte, magari di seguire le squadre, ho preso un altro tipo di carriera. È stato bello. Quello che posso dire veramente è stata la sorpresa nel vedere comunque quanto questi ragazzi, perché ad esempio anche Gervinho ha 30 anni ma rimane sempre un ragazzo, quanto questi ragazzi poi siano delle persone come tutte, delle persone normali, e che fondamentalmente non sono assolutamente la parte malata del calcio che si può vedere, anzi nella maggior parte dei casi sono persone davvero a modo. Poi ho avuto la possibilità di conoscere i dirigenti, agenti e tutto quello che è,
e poi lì chiaramente ci sono tantissime considerazioni da fare. Quello che mi rimane, per riassumere più nel cuore, comunque è stata l'amicizia con questi ragazzi che sono famosi ma che alla fine rimangono ragazzi. Come diciamo sentimento tuo intimo e privato, c'è un personaggio in qualche modo che ti ha colpito molto, con cui sei rimasto anche in buonissimi rapporti di amicizia? Ne puoi dire uno oppure ce ne sono troppi? O... No, sicuramente Gervigno. Con Gervigno ho un rapporto particolare, lui è un ragazzo molto timido e quando è arrivato a Roma spero di averlo aiutato molto, da una persona molto di cuore, molto generosa. Con Mattia Destro sono rimasto in buonissimi rapporti, con ad esempio Remo Freuler dell'Atalanta, perché ho avuto la possibilità di lavorare all'Atalanta. Poi con alcuni mi sento, come ad esempio De Santis, che adesso fa il team manager alla Roma, Florenzi, però diciamo che forse i tre con cui mi vedo e mi sento sono Gervigno, Destro e Freuler dell'Atalanta. Va bene, quindi vabbè, insomma, hanno fatto altre carriere, altre destinazioni, certo. Mentre invece una destinazione importante in questo periodo storico è questo Milan che si sta riprendendo a poco, lentamente, ma in realtà è un libro, diciamo, che ha più capitoli col passare del tempo e non si riesce a vedere, diciamo, un po' la fine in senso positivo. Quindi il milanologo cosa dice in questo momento storico del Milan, al di là degli argomenti più specifici, proprio come ragionamento a tutto tondo di questo momento storico del Milan? Ma questo momento storico del Milan è abbastanza difficile da digerire per chi come me ha vissuto o ha iniziato a capire di calcio, a comprendere un po' di calcio e avvicinarsi a questo bellissimo sport nel momento un po' più folgorante di questa società proprio a livello storico, ovvero il periodo berlusconiano. Quindi accettare dopo 25 anni, dove sei stato tra sempre i club numeri uno al mondo, se non addirittura il migliore al mondo per molti anni, attraversare un periodo così lungo, che sono circa 7 anni che il Milan non riesce a vincere lo scudetto, che è l'ultima cosa importante che il Milan è riuscito a portare in bacheca, è un periodo che è difficile da vivere, che però paradossalmente, almeno per i tifosi come me, che tengono veramente alla squadra, l'ha avvicinato ancora di più a questa squadra, e nella sofferenza diciamo che sto cementificando ancora di più il mio amore per questa squadra, ancora di più di quando vincevamo talmente tanto che quasi eravamo stufi di alzare coppe e vincere scudetti, ma... Questa è la vera passione, diciamo, del tifoso, perché io mi ricordo il periodo, adesso non per invangare, non è uno sfottò, la Serie B indubbiamente, tutti dicevano ma gli stadi sono sempre pieni, dove va il Milan, quindi c'era veramente questa grandissima appartenenza. Questo fa molto onore in un momento in cui il calcio invece è trattato in una forma un po' superficiale, no? In fin dei conti il core business non sono i soldi, anche se quelli muovono tutto, ma è la passione del tifoso, e quindi questa dobbiamo sempre ricordarci da questo punto di vista. Entriamo in una sorta, diciamo, di contrapposizione Inter e Milan, lasciando perdere il calciomercato di questi ultimi giorni, che vede situazioni abbastanza complicate. Però per esempio all'inizio della stagione, se Icardi all'Inter e Higuain al Milan potevano rappresentare una sorta, e vediamo la slide, una sorta di ipotetico scambio. Li scambiereste o li avreste scambiati all'inizio della stagione? Vediamo il ragionamento con Claudio, se avrebbe visto, insomma, indubbiamente Higuain al posto di Icardi all'inizio della stagione. Ma è chiaro, Fulvio, che qui ci dobbiamo riferire a inizio stagione, cioè certo, non ovviamente adesso, perché probabilmente sarebbe facile. Può succedere di tutto. Sarebbe facile dire che non è uno scambio da fare. Io inizio stagione, insomma, si parlava di Higuain più 50 milioni, indubbiamente da tifoso. Ovviamente sono stato tentato, nel senso che è chiaro che i 50 milioni sono giustificati dalla differenza di età, scusate, però è anche vero che il curriculum che Higuain aveva a 26 anni è ben più pesante di quello che ha Icardi adesso alla stessa età. Io credo che Higuain, è chiaro, nel breve termine avrebbe potuto fare la differenza, cioè per quest'anno e probabilmente per un Inter che è andato poi... Certo, poi Fulvio, bisogna anche considerare i 50 milioni che sarebbero stati messi sul piatto. È chiaro che adesso Higuain sembra essere un po' l'ombra di se stesso, ma io credo che se questo passaggio al Chelsea
avverrà, come credo ormai che avverrà, Higuaín farà ancora vedere di essere un goleador di alto livello. Ecco, vedendo invece André Silva e Kalinic, questa era la domanda l'anno scorso, anzi un'affermazione, un'esortazione da parte del tifoso milanista, dateci Icardi e tenetevi Kalinic o André Silva, quindi a questo punto, sapendo di questo inizio di stagione, di questa prima parte della stagione, tu Alessandro avresti fatto all'inizio appunto della stagione questo scambio? Onestamente no, io mi sarei tenuto tranquillamente Higuaín, avrei lasciato Icardi all'Inter, anche perché, come diceva il collega, Higuaín ha tutt'altro pedigree rispetto a Icardi, ha giocato a livelli ben più alti di Icardi senza nulla togliere ai cugini, è arrivato in un Inter, diciamo che post triplete, un Inter che si è barcamenata tra il quarto e il settimo posto, mentre Higuaín già a 19 anni giocava titolare, se non titolare comunque come prima riserva nel Real Madrid, è venuto a Napoli, ha fatto il record di gol nel campionato italiano con 36 gol con Sarri, è andato alla Juve, comunque non ha ripetuto i numeri fatti poi a Napoli, però comunque ha fatto anche lì tanti gol e soprattutto lo scorso anno quelli decisivi, quindi io non avrei mai scambiato Icardi anche per un discorso tecnico, perché Higuaín è un giocatore che partecipa un po' più alla manovra, un giocatore che diciamo non è solo un finalizzatore. Però quest'anno si vede un po' meno, cioè, mentre la Juve giocava da falso 9, a parte il fatto che aveva un faticatore sulla sinistra come Mandzukic e comunque un'ala di raccordo come Quadrado, Bernardeschi o Douglas Costa, quindi insomma una squadra in cui praticamente c'era molta gestione lì davanti del pallone e rientro soprattutto. Quest'anno io non l'ho visto questa situazione ripetersi, perché uno dice non segna più come una volta, nel senso che anche la squadra non lo aiuta in quella direzione, però almeno aiuta a centrocampo. Però rispetto allo scorso anno, dove tu hai nominato Kalinic e Silva, la palla rimane molto più su e il Milan riesce a salire come squadra molto di più rispetto allo scorso anno, anche quando gioca lo stesso Cutrone, che è molto bravo a finalizzare, molto bravo a muoversi in area di rigore, purtroppo non ha quella diciamo malizia di tenere botta ai difensori avversari, di tenere su palle e permettere alla squadra di salire, quindi di stare più in fase offensiva che in quella difensiva. Bene, allora in questo momento storico, parlando di calciomercato, appunto nella parentesi invernale, esistono le trattative. Adesso, al di là del fatto di come andrà a finire la trattativa di Icardi per ciò che riguarda un rinnovo di contratto, ovviamente io, anche se non è che mi piace poi tanto parlare di cose che sono attinenti al calcio ma sono diciamo collaterali, però una cosa che non vedo di buon occhio e voglio vedere anche nei vostri ragionamenti, sapere dai vostri ragionamenti, come vedete diciamo l'intermediazione di un personaggio come Wanda Nara che si atteggia quasi, io la chiamo Wanda Raiola, cercando di avvicinarsi quasi alla logica a strappo di Raiola che ha avuto per esempio nei confronti dell'Inter con Ibrahimovic e con Balotelli, ma anche la stessa gestione di Donnarumma. Io domando se questo è il sistema giusto oppure no per riuscire ad assistere nel migliore dei modi appunto il proprio assistito, in questo caso il marito. Claudio? Fulvio, è chiaro che io da tifoso interista sono sicuramente un po' deluso, a parte Wanda Nara, anche forse Mauro Icardi probabilmente, visto che lei lavora come suo agente, dovrebbe un attimino anche cercare di smorzare i toni, invece soprattutto attraverso i social sembra a volte alimentare delle polemiche. Detto questo, io non considero Wanda Nara un agente, non può essere sicuramente paragonato a Raiola, questa Raiola con tutte... È una mia provocazione. No, infatti, ma assolutamente, da parte tua hai ragione a definirla un agente, però per me non lo è semplicemente una moglie che ha avuto, tra virgolette, la fortuna di sposarsi con un giocatore che poi, da quando ovviamente si sono sposati, ha comunque migliorato le proprie prestazioni e semplicemente ogni tanto batte cassa. Un agente professionista, parliamo di Raiola, ma ce ne sono tantissimi, perché dietro ogni giocatore professionista c'è comunque un agente, si comporta in maniera ben diversa e probabilmente avrebbe garantito al suo assistito, che in questo caso è il marito,
probabilmente non soltanto parole, cioè Real Madrid, Barcellona e tutte quelle Juventus e i club che ha menzionato, ma avrebbe veramente garantito in questi anni in cui l'Inter, ahimè, come menzionato prima da Alessandro, si barcamenava tra il quarto e il settimo posto, probabilmente avrebbe garantito al proprio assistito di giocare ad altri livelli ed avere altri ingaggi. Adesso batte cassa, io spero che tutto si concluda e che questo pseudo agente, perché secondo me è uno pseudo agente, dopo quello che succederà adesso si tranquillizzi un po'. Il pensiero invece a questo punto scorre dalla parte di un milanista che vede dall'altra sponda questa situazione, magari non vorrebbe vedere per un proprio assistito, proprio Beniamino, per la propria squadra, al Milan. Sì, sono cose che sono successe al Milan anche qualche anno fa con i continui rinnovi annuali di Kakao, Shevchenko. D'altronde quando si ha a che fare con dei campioni o comunque Icardi in questo momento sicuramente è la figura che rappresenta l'Inter sia a livello di gol che a livello proprio di fascia di capitano, e forse essendo anche il capitano di questa squadra certi comportamenti della signora Icardi dovrebbero essere smorzati dal marito, però probabilmente lì c'è un discorso di chi porta i pantaloni in casa e probabilmente potrebbe non essere il Maurito interista. Però detto ciò, a parte però attenzione, non bisogna fare forse un errore del genere, perché sembra quasi che Icardi sia all'interno di tutto questo battage un corpo estraneo. In realtà è lei che si prende tutti gli strali e va avanti, diciamo, per la sua strada in questo modo, quindi sinceramente c'è un po' da fare attenzione, che sono tutte e due, portano avanti gli interessi di un unico giocatore che è Icardi, quindi Icardi è chiaro che è difficile per lui riuscire anche a trattare la cosa con equidistanza. Questo è vero, però lui ricopre un ruolo che è il capitano dell'Inter, e ciò vuol dire oneri e onori. Il fatto che ad esempio sia rientrato in ritardo in questa ultima multa che ha preso poche settimane fa, dopo il rientro per la preparazione di 100.000 euro, non va molto d'esempio da capitano. Il fatto che faccia fare un po' il bello e il cattivo tempo alla moglie, o è molto furbo oppure veramente un po' succube della figura di questa moglie procuratrice, se vogliamo chiamarla procuratrice. Ecco, no, chiamiamola, perché ufficialmente lo è, cioè non è, in questo momento non c'è l'albo, giusto Claudio? Sì, com'è la situazione dei procuratori? Adesso tra un po' ci sarà l'albo della no, FIFA. certo, adesso non è regolamentato, nel senso che ognuno può farlo. E invece secondo me giustamente tra un po' di mesi già ci si può iscrivere attraverso il sito della FIGC, ci si può iscrivere, giustamente secondo me sarà riconosciuta come una vera e propria professione, e come tutte le professioni si può fare l'architetto, puoi fare insomma l'avvocato o quello che è, bisogna sostenere viene degli ripristinato esami, ed è assolutamente giusto. Per tornare velocemente, scusami, sì, al discorso di prima, questi giocatori, in questo caso si parla di Icardi, ma se ne possono parlare di tanti, si devono rendere conto, a mio parere, che finché le cose vanno bene, poi quando le cose cominciano ad andare male, perché poi purtroppo nella carriera dei giocatori ci sono alti e bassi, ci sono infortuni e tutto quello che è, poi i tifosi non si dimenticano di quello che è stato, e dunque anche secondo me Mauro Icardi, ma come tanti altri giocatori, dovrebbero insomma mantenere un profilo un po' più basso in questi casi. Bene, c'era Alessandro che voleva in qualche modo aggiungere qualcosa riguardo a questo argomento. Sì, volevo aggiungere riguardo al discorso dell'albo dei procuratori, io addirittura è un mestiere che abolirei, ma forse perché sono un romantico come del ufficialità calcio. Dell'albo, assolutamente, no, ma io proprio abolirei tutti i procuratori. La funzione anche esiste, no? Dice il trattare direttamente con sì, i giocatori. Io gli darei un po' più di potere alla società, perché i giocatori ormai fanno veramente il bello e il cattivo tempo come quando vogliono, perché ogni volta che fa 2 gol il procuratore va a battere cassa chiedendo un aumento, però si dimenticano che quando magari l'attaccante non fa gol per 10 partite non è che la società gli diminuisce lo stipendio, quindi bisognerebbe ridare un attimino un po' di più potere alla società e non ai procuratori. È questo che volevi dire, quindi sì, dare un po' più di... Sei d'accordo Claudio riguardo a questo? Volevi aggiungere qualcosa riguardo? Beh, ovviamente no, nel senso che capisco quello che vuole dire Alessandro. E ci sta, però penso che un giocatore purtroppo, quando si parla di milioni e milioni, magari non sia in grado di gestire
di gestire se stesso, vuoi per l'età, vuoi insomma per cultura e tutto quello che è. Io credo che la cosa giusta sia comunque regolamentare, dare delle regole al lavoro di procuratore, ma che non ci sia la figura del procuratore o comunque di una persona esperta nel campo, di una persona magari più matura che sappia gestire i rapporti tra giocatori e società. Questo è davvero molto difficile. È anche vero che prima della legge Bosman i giocatori erano un po' prigionieri della società. Ci sono tantissimi casi di giocatori che avrebbero potuto fare un altro tipo di carriera e magari si sono trovati imprigionati in situazioni difficili. Ho personaggi incredibili che hanno avuto, non potendo avere un potere contrattuale, in qualche modo si sono ritrovati con una carriera completamente differente, perché non potevano neanche andare a controribattere la scelta della società che li lasciava magari in Serie B, una squadra minore, e poi erano fior di giocatori, anni 70, anni 80. Cambiamo un attimo argomento, anche se rimaniamo sempre nell'ambito, con una risposta abbastanza veloce riguardo a questo, perché abbiamo altri da parlare di Coppa Italia e anche di altre cose. Supercoppa eccetera eccetera. Il discorso che riguarda invece, con la slide numero 4, no, numero 3 scusa, San Siro, quale futuro? Visto che qua abbiamo da una parte un interista, dall'altra parte un milanista, il vostro pensiero rapidamente, così Claudio raccontami il tuo pensiero riguardo a questo, San Siro oppure no? Rapidamente Fulvio, se ne sono sentite tante in questi anni. Io credo che il vero futuro, l'obiettivo di entrambe le società sia di avere il proprio stadio, cioè non la condivisione di San Siro, che per l'amor del cielo è la Scala del calcio, però il futuro deve essere da parte di entrambe le società avere il proprio stadio. Quindi vabbè, insomma, non ti sbilanci se vuoi avere tu il San Siro come Inter o costruire un altro per l'Inter. Poi sai lì Fulvio è difficile, però io credo che almeno ho avuto la possibilità di girare tanti stadi in giro per l'Europa. San Siro, per l'amor del cielo, rimane uno stadio fantastico, però gli impianti moderni sono di ben altro livello. Invece il pensiero di Alessandro riguardo a questo, quindi San Siro rimane lo stadio del Milan in proprietà dell'Inter, oppure vorresti lo stadio a parte? Ma io onestamente vorrei San Siro per il Milan, basta, però ovviamente se fosse in concomitanza è ancora più romantico. Io, al contrario di Claudio, sono un po' più per il romanticismo, anche perché ho visto anche i progetti di dove vogliono fare lo stadio, non riesco a comprendere il fatto che un stadio di proprietà, ok, però fatto all'ippodromo, ovvero 5 metri in fianco a San Siro, cioè non riesco a capire l'utilità. Se non si potrebbe fare anche un riammodernamento di San Siro, magari non sarà ai livelli degli stadi ultramoderni, ultraveneristici che ci sono in Europa e nel mondo, però San Siro rimane sempre la Scala del calcio, e il fascino della Scala del calcio questo non lo può togliere nessuno. Probabilmente perché dovrebbe essere fatto, diciamo, un restyling molto drastico con la stagione in corso, quindi che magari si protrae per 2 o 3 anni, quindi non è semplice gestire 2 squadre. Per questo l'idea di spostarsi a fianco per dopo magari riuscire a inglobare quello che resta come struttura la zona di San Siro. Però cito solo che in Inghilterra hanno buttato giù Wembley, ne hanno ricostruito un altro, quindi si deve andare anche oltre da questo punto di vista. Vediamo la slide numero 4, perché settimana scorsa c'è stata la Coppa Italia. Allora, i prossimi accoppiamenti sono Milan-Napoli, Inter-Lazio, Fiorentina-Roma, Juventus-Atalanta. Se voi guardate queste 8 squadre, sono le prime 8 squadre del campionato di calcio della classifica di Serie A, quindi da un certo punto di vista c'è una sorta di appartenenza e di riconoscimento, insomma, per quello che è stato fatto in questo periodo, in questa prima parte della stagione. Quindi, guardando un attimo le partite, riguardando anche un attimo la slide, vediamo il vostro pensiero tra la semifinale che potrebbe venire fuori tra Milan-Napoli, Inter-Lazio da una parte e Fiorentina-Roma, Juventus-Atalanta dall'altra. Quindi discutiamole un attimo velocissimamente, e quindi ipotizzare anche il passaggio alla finale, e quindi vedere chi può arrivare in fondo. Quindi Milan-Napoli, chi vedete? Velocissimi, 1-2, anche se non siete inquadrati. Claudio? Io direi Napoli.
Napoli e invece il milanologo? Ovviamente Milan, anche se sarà molto molto difficile. Bene, allora io propendo per il Napoli, va bene, andiamo avanti. Perché vuoi evitare il derby probabilmente. Beh, esatto, anche questa è una cosa. Visto l'esperienza dello scorso anno. Abbiamo un Inter-Lazio e sinceramente l'Inter dovrebbe perseguire anche questo risultato, questo obiettivo. Claudio, cosa dici? Stiamo favoriti semplicemente perché giochiamo in casa, però vedo una partita insomma equilibrata. Il milanologo Alessandro Carra. Io propendo per l'Inter, per i cugini, proprio perché vorrei un derby in semifinale, ma solo per avere un obiettivo per tutte e due le squadre concreto, perché comunque vincere un derby di semifinale potrebbe anche alleviare delle posizioni in classifica non certo consone nelle due milanesi. Vabbè, io propenderei per la Lazio per una questione anche di ridare indietro qualcosa, visto che all'ultima partita gli abbiamo soffiato il quarto posto, quindi possiamo anche dare, vabbè, scherzosamente, dai. Dall'altra parte abbiamo invece la Juventus-Atalanta, giusto? Atalanta-Juventus. Juventus-Atalanta, quindi chi vedete di queste due squadre? Beh, la Juve è sicuramente favorita, vorrà il triplete, ma l'Atalanta in questo momento è un avversario ostico, soprattutto tra le mura amiche. Quindi dico Juventus con riserva. Bene, tu invece cosa dici da quel punto di vista? Ha detto bene Alessandro, purtroppo però io mi arrendo un po' al fatto che quest'anno la Juventus sembra essere una squadra, un club con una mentalità che mi fa pensare che possa vincere davvero tutto. Ecco, invece qua Fiorentina-Roma, l'altra partita, e quindi Claudio, chi vedi? Questa è davvero tirata, però direi Roma. Anche tu Alessandro? A livello di rosa dico Roma, però le motivazioni della Fiorentina potrebbero anche creare una sorpresa, quindi dico Fiorentina. Allora, anch'io dico Fiorentina, perché la Fiorentina è forte in casa, fuori casa invece non riesce a fare grandissimi risultati, quindi Fiorentina, Juventus e d'altra parte allora facciamo questo derby. Vabbè, non ci sbilanciamo e aspettiamo di queste quattro squadre che vanno in avanti, a meno che non ci sia una grandissima sorpresa con l'Atalanta, e questo triplete non lo vanno a fare, vediamo questa slide, vediamo la numero 5. E questo triplete, appunto per questo stiamo qua parlando della Juve, che l'altro giorno è riuscito a battere in quel di Jeddah in Arabia Saudita il Milan con una partita sempre comunque con degli episodi controversi. Alla fine però è bastato il colpo di testa di Cristiano Ronaldo per aggiudicare la partita con un ritmi abbastanza bassi. Partiamo dal milanologo riguardo a questo. Riuscirà a fare il triplete a questo punto? Il problema del triplete della Juventus è quella coppa che avete mostrato in mezzo, che in questo momento fanno molto fatica a vincere. Circa 22 anni, sarebbe il 23esimo anno quest'anno che la Juventus manca dal palcoscenico europeo più importante, però diciamo che non sono stati fortunati nel sorteggio, perché agli ottavi di finale secondo me hanno beccato l'Atletico Madrid, che è la squadra più ostica che possono incontrare. Però diciamo che sono sicuramente nell'otto di favorite per la vittoria Champions League. Poi per vincere la Champions League penso che ci vogliono tante cose, ci vuole fortuna, ci vuole il sorteggio, il momento di forma, gli infortuni. Sicuramente lo scudetto l'hanno già archiviato ampiamente con questi 9 punti di vantaggio sul Napoli. La vedo veramente difficile che il Napoli riesca a recuperare almeno i clamorosi crolli dei bianconeri in campionato. La Coppa Italia è tutta da vedere, ma sicuramente la Juventus sostituirebbe molto volentieri il triplete o qualsiasi altra cosa per quella Coppa con le orecchie che conosciamo molto bene a casa Milan. Ecco, l'ultima che invece ha vinto da italiana è stata l'Inter. Sentiamo invece Claudio riguardo a questo, riguardo appunto il triplete, che non è una cosa poi così semplice e scontata da fare. No, scontata no, scudetto probabilmente è già della Juve. Coppa Italia comunque delle insidie rimangono, anche se secondo me nel panorama italiano purtroppo la Juventus ha troppo una marcia in più. Champions League è da vedere, se io dovessi scommettere direi che la Juventus è favorita, ma da qui a dire che poi vincerà, insomma ne passano tante per vincere la Champions, insomma ci deve essere una concatenazione di episodi favorevoli, insomma fanno in modo a pensare che sì, sono i favoriti, ma da qui a vincerla insomma ne passa. Sì, anche perché poi comunque quest'anno è stata data, diciamo, la ciliegina sulla torta con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, no? Che è il giocatore che sembra in qualche modo aver conferito consapevolezza alla forza dei giocatori già forti dell'organico della Juve.
A questo punto io volevo mandare in onda un pezzo musicale, però siamo arrivati alla fine della prima mezz'ora di Che calcio che fa, quindi la cosa migliore da fare è mandare un piccolo spot e riprendere il discorso su Cristiano Ronaldo, e quindi vi aspetto a dopo. Siamo ritornati qua con il calcio che fai, ovviamente durante la pausa pubblicitaria siamo arrivati a parlare persino della nebbia del Milan di Sacchi, questo per dire che bisogna avere sempre della fortuna, oppure del famoso vulcano che fece arrivare il Barcellona con il pullman direttamente da Barcellona a Milano. Vabbè, queste sono le cose belle che riguardano il calcio, sono gli aneddoti che girano attorno. Ecco, per esempio, una cosa interessante che è venuta fuori nel 2018 è che quando segna Cristiano Ronaldo, bellissimo gol rovesciato allo Juventus Stadio contro la Juventus nella semifinale, arrivato a un certo punto due persone hanno uno sguardo lungo e dicono: ma perché non facciamo una canzone su Cristiano Ronaldo? Due persone sono Roger, che è un cantautore, e Gabriella Mancini, che è una giornalista della Gazzetta dello Sport, diplomata alla scuola di Mogol, e quindi viene fuori una canzone su Cristiano Ronaldo che dopo alla fine diventa un po' il leitmotiv, perché arriva effettivamente Cristiano Ronaldo in Italia, approda alla Juventus, e quindi credo che la cosa più interessante sia andare ad ascoltarla. Un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, verso la luce. Quando ti svegli e corri ad allenarti, perché pensi che non basta mai. Quando aspetti solo la domenica per giocare come sai. Quando sei il primo ad entrare in campo e anche l'ultimo ad andarsene al tramonto. Al tramonto. Quando chiudi gli occhi e vedi la tua isola e tua madre che ti dice ce la fai. Tuo padre che ti porta in campo, ti sussurra: figlio mio tu vali. Quindi vola in alto e sali. Vola in alto e sali. Certo conta il tuo talento, ma non è soltanto quello. È un percorso quotidiano che ti fa sentire meglio. Troppo facile parlare di chi sale fin lassù. Per segnare serve impegno, lavorare un po' di più. E la folla grida gol, 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 gol. Il cuore grida gol, gol, gol. Ancora un altro gol, ancora un altro gol, ancora un altro gol. Per sentirmi abbracciato dal vento, dal profumo dell'erba sul prato, arrivare per primo sul tempo, più veloce di chi mi ha marcato. Un passo dopo l'altro, un passo dopo l'altro, fino all'ultimo centimetro, fino all'ultimo centimetro. Perché la sfida è con te stesso e non c'è nessun altro adesso, la vittoria è nel pensiero. Fino all'ultimo centimetro, questa bella canzone, insomma, sono stati lungimiranti, guarda caso Cristiano Ronaldo è approdato in Italia alla Juventus. Ecco, adesso rivolgo innanzitutto saluto alla Gabriella Mancini, e quindi sarà contenta anche di questo passaggio televisivo. Rivolgo invece a voi una domanda: se effettivamente è un valore aggiunto, al di là del fatto che è un giocatore importante, ma anche per quello che pare stia dando Cristiano Ronaldo alla stessa squadra. Certo, quando arrivano certi giocatori, insomma, lasciamo perdere il fatto che abbia 33 anni, ma giocatori, insomma, di quel peso nello spogliatoio, di quella professionalità, insomma, di quella mentalità, la squadra cambia, non c'è niente da dire. D'altronde l'unico modo di poter giudicare un giocatore sono i risultati, sono la carriera che ha fatto.
Lo poi è spirito troppo di facile. emulazione anche durante gli allenamenti, no? Certo Fulvio, l'unico modo è questo, infatti insomma per tornare prima al discorso Icardi, comunque un giocatore che veramente fa la differenza lo fa a 360 gradi, lo fa nella sua gestione del personaggio, lo fa nella sua gestione sul campo, nella sua gestione fuori campo, lo fa con i risultati che vince, lo fa come diciamo si prende sulle spalle la squadra, e francamente Ronaldo è un giocatore straordinario. Sì, perché poi appunto avrebbe tutte le carte in regola per imporre, lo impone già da sé, dalla sua presenza, per anche il curriculum, le vittorie, non è ultima il fatto che abbia segnato, mi sembra, 8-9 gol nelle ultime 7 finali, e quindi fatte con Real Madrid e la Juventus, quindi insomma è un giocatore da finale, è un giocatore che quindi supera magari quelle tensioni che ci possono essere in una partita così importante, no? Quindi è un già, come si dice, uno scafato, chiamiamolo così. Sei d'accordo, Alessandro Carra? Sono pienamente d'accordo, Ronaldo è un campione a 360 gradi, e hai detto giusto te, crea spirito di emulazione nei compagni, perché comunque cercano, ovviamente non ci riusciranno mai a essere al suo livello, ma comunque a innalzare il proprio livello, sia a livello di discorso di allenamento, cioè, perché Cristiano Ronaldo parte già dall'allenamento, poi quello che vediamo in partita è il risultato di allenamenti fatti anche all'ultimo dell'anno di corsa in giro con il figlioletto per i deserti, quindi Cristiano Ronaldo è un perfezionista, e io ho visto tutta questa cosa, questa mentalità vincente che sta dando Cristiano Ronaldo nella partita che la Juventus ha fatto in Champions League a Manchester, dove la Juventus è andata lì facendo vedere: noi siamo la Juventus, ok, voi siete il Manchester United, giochiamo in casa, ha imposto il proprio gioco, cosa che negli altri anni, nonostante la Juventus fosse migliore di altre squadre in Europa, è una mentalità che l'ha avuta grazie all'acquisto di Cristiano Ronaldo, quindi una conseguenza di questo giocatore porta in casa Juventus non soltanto dal punto di vista di gol, ma soprattutto a livello di mentalità. Questo è un discorso effettivamente molto valido per il discorso appunto della mentalità, di apportare, perché insomma quando tu hai una persona che si allena veramente tantissimo, e molto, lo dicevano anche altri suoi compagni come Evra, dice: mi ha invitato a casa e mi ha dato a mangiare dell'insalata, poi ci siamo messi a fare degli esercizi, questo per dire che non stacca mai, no? E quindi è un talebano un po' del calcio. Vi avevo accennato di preparare il vostro Dream Team, no? del cuore della vostra vita. Se siete d'accordo anticiperei questo momento, perché è carino, perché il Calcio che fa tratta queste situazioni soprattutto dando un occhio al passato, quindi alle cose belle, visto che tutti dicono il calcio di adesso è un po' quello che è, invece allora andiamo a lustrarci gli occhi guardando al passato. Vediamo un attimo la slide numero 9, ecco, il vostro Dream Team. Qua vedete Ronaldo, Matteus, Maradona, Van Basten, Messi, Pelé, Cruyff, Rivera, e poi abbiamo Cristiano Ronaldo, in ultimo anche Baggio, che è stato anche un pallone d'oro, grandissimo poeta del calcio. Allora, siete d'accordo? Avete già fatto mentalmente un po' una vostra scelta? Vi dico, pensate al modulo, non è fondamentale, però magari può aiutare da un certo punto di vista. Qualche giocatore straniero, molti giocatori italiani e soprattutto grandi campioni del cuore, del vostro cuore. Quindi chi che parte? Claudio o Alessandro? Ma se volete parto io. Parte lui, vuol dire che è già pronto. Allora dai, Alessandro. Allora, importa, visto che parliamo di italiani. Hai un modulo riguardo a questo? Il mio modulo è molto sbilanciato, è un 4-1-3-2, cioè mettiamo giusto uno davanti alla difesa, ma tanto il pallone lo abbiamo già sempre. Ben preciso e particolare, 4-1-3-2, vabbè, l'uno mi sa che è Pirlo. Vabbè, dai, vediamo un attimo, dai, 4. Allora, in porta mettiamo Buffon, okay, che è assolutamente in questi anni più grande, linea 4. A destra io metto Pendolino Cafù, i due centrali Franco Baresi e Alessandro Nesta.
Sì? a sinistra Paolo Maldini. Quindi, Beh, diciamo che il connotato è un po' colorato di però rosso-nero. effettivamente sono stati grandi campioni. una squadra Campioni che del non ha mondo. perso per 58 partite, ha fatto il record di imbattibilità. Sì, vabbè, lascia Quindi, perdere, no, andiamo avanti. no, dai, volevo anche vabbè. giustificare. Sì, va bene, dai, non è un problema. Poi in mezzo al campo mettiamo Pirlo, ovviamente che almeno accontentiamo ancora i tifosi juventini. Faccio fatica a trovare un interista in tutto ciò, ma vedrete che c'è. Se vuoi ti li suggerisco. No, non ti preoccupare Fulvio. Invece in mezzo al campo tutta fantasia, direi, con Maradona, Al centro? Dei no, tre? centro-sinistra Centro-sinistra. mettiamo, poi mettiamo Zidane dietro i due centro. punti e Savicevic, Ok. che è proprio una cosa di cuore. È una questa, cosa di cuore, è un sì. po' una marcordo tuo È personale. una marcord mio personale. Che ti chiamavano Carricevic. Carricevic, il mio cane si chiama Dejan, quindi come non mettere Savicevic davanti, ovviamente Due giocatori. Cioè? Partiamo da un ex interista e anche milanista, il Ronaldo vero, il fenomeno, Nazario da Lima. bravissimo, e poi ovviamente il cigno di Utrecht, Marco Van Basten, non grandissimo. poteva Vabbè, una bellissima mancare. accoppiata. Mi piace molto questa formazione. Vabbè, dai, Savicevic, vabbè, ci vuole anche uno veramente di estro e fantasia, perché non è che poi dall'altra parte, qua avendo Maradona, Se no avrei messo Kakà in sostituzione. un po' più moderno, diciamo, per farla rimanere un po' più in campo la squadra. Però tutti gli allenatori dicono: io metto la qualità in campo innanzitutto. Sentiamo invece Claudio, vediamo se è più Allora. spostato sui colori nerazzurri oppure no. Mi do delle regole, nel senso che metterò soltanto quelle che ho avuto la fortuna di vedere dal vivo, anche Sì. se credo che tutti quelli che ha menzionato Alessandro abbiamo Certo. visti tutti, perché sennò bisogna coinvolgere tantissimi. Sì. Allora, Buffon si importa, Ah, però, destra Maicon, sì. in Il mezzo, modulo, scusami, un modulo. qua io metterei un bel 4-3-1-2. Destra Maicon, centrali ci metto Samuel e poi anche Franco Baresi, anche se giocava da libero, però facciamo che lo metta Sì. alla difesa 4, Ci sta, Maldini a sinistra, ottimo. poi ci metto Pirlo a 3 in mezzo, Matteus, A sinistra, sì, Centrosinistra. centrosinistra, centrodestra ci butto Rijkaard, che a me nonostante tutto, cioè, Sì. a me è sempre piaciuto tantissimo, e poi davanti ci metto Maradona dietro ai due Ronaldo, cioè il brasiliano e Ronaldo portoghese. Ah, i due Ronaldo. Eh beh sì, è Sì. difficile conciliarli, però bisogna metterli No, in no, qualche no, modo. è chiaro che la fantasia- Cioè ha ragione Alessandro, insomma Van Basten, Van per Basten l'amor no. del cielo. Però Ronaldo, Per te è Ronaldo, superiore. Ronaldo per me è superiore. Ho capito. Beh, Ronaldo del portoghese, Sì, perché sì, poi portoghese. quello brasiliano non lo leverai mai. Vedo che innanzitutto nel calcio degli ultimi 25 anni, 30 anni abbiamo comunque una presenza, vabbè, essendo interisti e milanisti, una presenza importante come Pirlo, come Franco Baresi, come Buffon juventino, che quindi rappresenta quindi il calcio dell'ultimo periodo, insomma grandissimi campioni del mondo come Pirlo e Buffon indubbiamente. E lì davanti Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario da Lima, che ha illuminato per poco tempo purtroppo, però effettivamente attira, diciamo, ovviamente gli occhi di qualsiasi estimatore del calcio. Sì. Vabbè, abbiamo giocato un po', dopo questa ve la segneremo, la manderemo la pillola su YouTube, poi guardate chiaramente i canali social di Che Calcio Che Fa, ovviamente. Ci buttiamo adesso, nell'ultimo periodo abbiamo una ventina di minuti scarsi per poter parlare del campionato di calcio, e quindi vediamo un attimo la classifica prima di tutto, anche se poi la rivediamo anche nelle partite successive. Quindi abbiamo la Juventus con 53 punti e poi Napoli 44, a 9, a 5 c'è l'Inter, a 7 c'è il Lazio, a una sola misura, diciamo, a sola distanza c'è il Milan e la Roma, che comunque, adesso qua non è segnato, però la Roma è nella zona Europa League. Faccio notare una cosa, che dalla quarta posizione fino alla adesso non so dire, alla 12ª posizione ci sono esattamente 9 squadre in 7 punti, dalla Lazio fino al Parma, che in realtà 7 punti sono tanti, ma non sono neanche tantissimi, perché se una squadra che è indietro inanella un filotto interessante, importante, si può portare a ridosso di questa zona, diciamo, appetibile del calcio. Ritorniamo sulla slide, grazie. Mentre invece se una delle prime tipo Roma, Sampdoria, Milan e Lazio fa un bel filotto, probabilmente
per le storie che effettivamente le squadre precedenti magari si incontrano e vedremo come, possono in qualche modo allungare il passo e staccarsi da questa zona che effettivamente sta avviluppando e quindi rende anche molto più interessante il campionato di calcio fino alla 12ª posizione. Poi appunto Roma, Sampdoria, Atalanta, Torino, Fiorentina, Sassuolo, Parma, e poi abbiamo una zona ibrida che però è molto a ridosso della zona retrocessione, con il Cagliari, il Genoa, l'Udinese, Spal ed Empoli nel giro di soli 4 punti. Basta una vittoria che si sale al 13º posto, per dire, 14º. Poi abbiamo gli ultimi 3 che sono Bologna, Frosinone e Chievo a 8 punti, dove il Bologna dovrebbe cercare di staccarsi un attimo e iniziare un po' una sorta di rinascita, e l'abbiamo visto perché questa sessione di mercato hanno comprato 2 giocatori probabilmente per aiutare di più la fase offensiva, come Soriano e Sansone. Vediamo adesso invece le partite secondo un ordine logico che io do sempre di interesse, poi ovviamente è opinabile. Le prime 3 partite sono quelle, diciamo, che io reputo più interessanti, appunto perché, tolto il Napoli che comunque è in piani alti, anche la Lazio che è quarta in classifica, comunque la Lazio fino alla Sampdoria, la terza partita, ci sono 3 partite che riescono a coinvolgere proprio quell'otto di squadre, che sono molto importanti, Roma, Torino e Fiorentina, Sampdoria, che sono appunto a ridosso della zona appetibile del 4º posto dell'Europa League. Poi abbiamo 2 partite che sono sempre difficili, nel senso che l'Udinese, se inanella una partita interessante, anche qualche partita interessante, può veramente risalire la china, e il Parma segnare il passo. Il Frosinone che ha un'ultima chance per attaccarsi al quartultimo posto, ma ha di fronte un Atalanta che è sempre particolare da prendere con le molle. 2 partite che sono partite un po' della paura, perché la Spal e il Bologna, una partitaccia veramente incredibile dove non si sa se andranno per il pareggio. Il Cagliari, Empoli, anche qui se vince l'Empoli tira giù il Cagliari da questo punto di vista. 2 partite che sono poi interessanti, il Genoa Milan e Inter Sassuolo, dove più che altro è la resa delle 2 squadre alla ripresa del campionato. Il Milan, dopo questo periodo di continui spostamenti, compreso Gedda e anche il caso Higuain di mezzo, e l'Inter che perse la prima partita all'andata contro il Sassuolo. Ultima partita che non dovrebbe dire nulla, a meno che il Chievo non si svegli e faccia un'altra partita da pareggio, come ha fatto nei campi titolati appunto a Roma e a Napoli, magari riesca in qualche modo a pareggiare con la Lazio, vedo veramente male. Quindi siete d'accordo su questa suddivisione? Parlo tanto con Claudio riguardo a queste partite come interesse, che quindi il campionato di calcio riesce a dare comunque degli spunti che non sono solo quelli legati alla partita dell'Inter, del Milan, insomma delle più titolate. Sì, più o meno sì, adesso senza stare a guardare nei dettagli. Il fatto è che, come menzionato da te, mentre sembra esserci ormai poco da discutere riguardo lo scudetto e anche probabilmente all'ingresso di Inter e Napoli in Champions League, per quanto riguarda sia il 4º posto, per quanto riguarda anche l'Europa League, ma anche la zona retrocessione, c'è veramente molto da dire, c'è tantissima carne al fuoco, molto di più degli anni passati. Io credo, come dici tu, che fino al Genoa e al Cagliari che hanno 20 punti è facile essere ributtati nel turbine della zona retrocessione. Per quanto riguarda invece il 4º posto Europa League, anche lì io prevedo delle sorprese. È vero che insomma sulla carta Milan, Lazio e Roma sembrano essere le 3 che possono poi giocarsi il 4º posto. Io vedo anche un Atalanta che insomma con qualche situazione favorevole può arrivare a quel punto. Un campionato che, se si escludono i primi 3 posti, sulla carta poi tutto può succedere, per quanto riguarda le altre lotte è davvero molto interessante. Allora, questa infarinatura generale che ho fatto io adesso all'inizio, concordi Alessandro, o c'è qualche distinguo che vuoi apportare? No, concordo in pieno quello che avete detto voi riguardo l'assegnazione ormai dei primi 3 posti, ma tutto il resto è ancora tutto molto aperto, anche perché si è abbassata molto la media dei punti per il 4º posto, perché sono indietro di circa 7 punti rispetto allo scorso anno, e quindi si è livellato verso il basso e c'è molta bagarre in questa situazione. Infatti, se non sbaglio da una statistica, parlo soltanto delle grandi squadre, soltanto Juventus e Milan stanno facendo più punti rispetto allo scorso anno, mentre Napoli, Inter, Lazio e Roma sono assolutamente al di sotto dei punteggi dello scorso anno. Infatti Lazio e Roma se ne stanno risentendo di questa cosa, livellando verso il basso
il quarto posto, mentre l'anno scorso c'era molto più divario tra quarto e quinto posto rispetto a sesto, settimo, ottavo. Beh, questo è indubbiamente un dato importante, appunto per questo che si spiega questa disposizione di 9 squadre in 7 punti. Vediamo un attimo nello specifico, quindi abbiamo un Napoli-Lazio dove la Lazio dovrebbe cercare di ingranare un po', invertire un po' il trend. L'anno scorso aveva il primo attacco ed era la 10ª difesa, quest'anno tipo quarta, quinta posizione sia da una parte che dall'altra, quindi è un po' più equilibrata e tutto sommato è sempre in quarta posizione. Quindi parto sempre da Claudio, poi in questa disamina, anche parlando poi dello stesso Napoli, che è una squadra che, l'ho visto anche nella tua slide, hai conosciuto ovviamente Carletto Ancelotti, che comunque è diventata tosta come squadra, magari non pratica un grandissimo gioco, non c'è un grandissimo spettacolo, però insomma sta magari a meno punti rispetto al Napoli di Sarri, però credo che insomma è lì a giocarsela. Sai, quando è arrivato Ancelotti mi ponevo dei dubbi, nel senso un Ancelotti abituato insomma a realtà diverse anche proprio a livello di organizzazione di club rispetto al Napoli, invece probabilmente ha dato quel qualcosa in più, cioè una squadra già comunque con tanto talento, con tante qualità. Lui ha dato probabilmente qualcosa in più a livello di mentalità. Chiaro, l'eliminazione in Champions purtroppo è arrivata, però anche lì hanno dimostrato di sapere tenere il campo con club di altro fatturato, di altro spessore. Sì, sta facendo molto bene, io penso che sia una delle favorite per l'Europa League più dell'Inter, e per quanto riguarda il campionato sono nella posizione che credo gli competa, e credo che insomma alla fine arriveranno al secondo posto. La Lazio comunque ha perso un giocatore importante come De Vrij, Milinkovic Savic non è più quello dell'anno scorso, però è sempre una squadra con una certa mentalità, una squadra pericolosa, e io credo che sia merito della dirigenza, di Tara in particolare, ma anche del presidente, che può essere molto discusso, ma comunque che ha fatto tanto per la Lazio. Ad Alessandro invece domando, ha perso qualcosa, perché molti sono grandissimi estimatori di Sarri, anche se adesso sta facendo più punti del Chelsea dell'ultimo anno, mi sembra di ricordare, però è in quarta posizione, quindi non lotta per il vertice. Allora quindi il sarrismo è un po' archiviato, è archiviabile, oppure bisogna perseguire il pragmatismo di un allenatore come Ancelotti, che riesce, diciamo, ad adattarsi al proprio organico ovunque lui vada? Beh, credo che lo scontro tra i due sia impari. Io sono anche un po' di parte, perché abbiamo a cuore Carletto Ancelotti con i colori rossoneri, anche per i trofei vinti. Ancelotti non solo quando è stato allenatore del Milan, ma ovunque è andato Ancelotti ha vinto trofei, ha vinto campionati, ha vinto la 10ª a Madrid, quindi lo scontro è completamente impari a livello di trofei. Il sarrismo non credo che sia archiviato. Al Chelsea magari sta rendendo meno delle aspettative, nonostante ha fatto più punti. Ovviamente fare più punti dello scorso anno non era molto difficile, visto l'andamento del Chelsea, che l'anno scorso si è addirittura qualificato in Europa League non arrivando neanche in zona Champions. Ovviamente il sarrismo si parla sempre di un integralismo, e adattare una tattica integralista a grandi campioni è molto più difficile che adattarli a giocatori magari con meno spessore tecnico e meno personalità. Ovviamente Ancelotti su questo è molto più scafato e si adatta molto di più ai giocatori che ha a disposizione, quindi cambiando anche modulo. Infatti il Napoli di inizio stagione è completamente diverso dal Napoli che vediamo in questo momento, magari un Napoli meno spettacolare, ma comunque un Napoli molto efficace, perché se la Juventus non avesse fatto 17 vittorie su 19, le altre due sono 2 pareggi, probabilmente si parlerebbe di un testa a testa Napoli-Juve. Chiudo riguardante la Lazio è vero che è al quarto posto, però ha perso con tutte le grandi del nostro campionato. Questo è anche vero, e infatti vi faccio una domanda: al di là del fatto che si pensa, si ipotizza un rientro della Roma, perché è partita male, sembra che stia riprendendo, però è chiaro che adesso inizia il girone di ritorno, quindi è sempre comunque un punto interrogativo, perché è come se si iniziasse di nuovo da capo. Mi ricordo che appunto l'Inter la prima partita perse col Sassuolo, quindi insomma può capitare, non voglio tirare ovviamente alla Roma. Però tolta la Roma, tolta la Lazio, che è appunto quarta in classifica, e tolto il Milan,
Vedete un inserimento per esempio di un Torino, di una Fiorentina, di una Sampdoria, di un Atalanta? Queste 4 squadre che rappresentano un po' quella zona franca di squadre che ambiscono sempre a un qualcosa di più. Io penso al Torino che ogni anno sembra che debba partire a far sfracelli e invece segna un po' il passo, va molto bene fuori casa, quindi la Roma deve fare molta attenzione, però appunto in casa stenta. La stessa cosa la Fiorentina che è più forte in casa che fuori casa, e la Sampdoria che sia dovunque vada indubbiamente crea dei problemi perché è una squadra da prendere con le molle e poi appunto con gli ultimi acquisti che ha effettuato. E l'ultima è l'Atalanta che in casa è fortissima e ha il primo attacco della Serie A. Alessandro? Ma io credo che sarà difficile per queste squadre se devono accadere veramente degli eventi strani, che addirittura 3 squadre come Lazio, Roma e Milan segnino il passo e l'Atalanta, la Fiorentina, la Sampdoria devono fare proprio un filotto di 4-5 partite consecutive. Non credo che si possano inserire per la zona Champions, si possono inserire sicuramente per una zona Europa League e sarei molto contento per l'Atalanta se riuscisse a qualificarsi direttamente ai gironi, cosa che gli è stata tolta poi con il discorso dell'UEFA, ma credo che Milan, Lazio e Roma si contenderanno il 4º posto fino alla fine, con una leggera preferenza per la Roma perché la rosa della Roma è nettamente superiore a quella di Lazio e Milan. Chiaro, c'è l'incognita Champions perché la Roma è stata molto fortunata nel sorteggio prendendo il Porto e quindi probabilmente ha la possibilità di qualificarsi per i quarti finali, quindi per un mese e mezzo potrebbe avere la testa più alla Champions che al campionato. Milan razionò, ma è quello che sta dicendo Alessandro riguardo a questo, alla 4ª posizione. Vediamo se è d'accordo anche Claudio riguardo a questa posizione, oppure vedresti, visto che ne aveva prima accennato, un outsider come per esempio l'Atalanta. Secondo me sì, l'Atalanta sicuramente rispetto alle altre che hai menzionato, dunque Sampdoria, Torino, Fiorentina, ha un passo in più, ma secondo me ha acquisito una maturità. Non mi sorprenderei insomma poi così tanto se potesse lottare fino alla fine per il 4º posto, se poi ci arrivi o no, questo non perché lo so, ma secondo me è partita anche in ritardo, è partita male, infatti, no? È partita male, adesso comunque sembra, anzi credo che fino all'8ª giornata insomma fosse più o meno, adesso fosse in difficoltà. Adesso secondo me è una squadra che ha acquisito una mentalità che può fare in modo che lotti fino alla fine, per il 4º posto. Claudio, tu che sei di fede interista, l'ho lasciato in fondo, Inter Sassuolo, cioè ci può essere un'anomalia in una partita del genere, visto che all'andata ci fu una gestione del pallone spropositata con una squadra che era ancora cotta dalla preparazione e fu infilata da dei contropiedi velocissimi del Sassuolo. Poi abbiamo visto che il Sassuolo ama giocare di più al pallone con la squadra di De Zerbi, un po' più diciamo calibrata e si è un po' più formata a livello tattico. Pensi che possa ripetersi un passo falso di questo tipo, oppure l'Inter ha svoltato e squadre di questo tipo riesce a batterle, dovrebbe riuscire a batterle? È chiaro che ormai sono passati tanti mesi, dunque la situazione è diversa. Credo che l'Inter abbia acquisito comunque una mentalità, sia cresciuta sicuramente rispetto a inizio campionato, però no, non credo ancora che l'Inter si possa considerare una squadra un 1 sicuro, dunque scommettere tutto sull'1. Sì, non siamo poi lontani da quel passo, credo che comunque siamo già una squadra costruita con una certa mentalità, però da qui ad essere sicuri che non ci possano essere passi falsi in caso contro un Sassuolo, ma anche contro un Chievo, insomma, cioè che qualsiasi partita insomma in casa contro squadre di minor livello sia già vinta a priori, quello no, dunque ci sono dei rischi. Mi rivolgo invece ad Alessandro per ciò che riguarda il Milan. C'è questo Genoa-Milan dove, al di là, non tocchiamo l'argomento Higuain, Piontek, che lasciamo perdere, questo discorso diciamo di base. Genoa ha sempre rappresentato un campo ostico per le milanesi e quindi è una partita, domando lui, è a rischio oppure Gattuso, in questo faccio una domanda più su Gattuso, se in questo periodo storico sta facendo bene in un momento difficile di gestione della società, di questo 4º posto che ronza sempre attorno a questa posizione, con un organico ridotto perché ci sono stati anche molti infortuni, con delle trasferte tipo quella della Supercoppa, quindi una partita del genere può avere diciamo delle insidie per la gestione di Gattuso? Ma Genoa-Milan è sempre stata storicamente una partita difficile. Andare a giocare a Genova
per il Milan ha sempre creato problemi, anche l'anno scorso ce la siamo sfangata al 94esimo con uno dei pochi gol di André Silva. Poi sicuramente tutte queste polemiche della Supercoppa dell'altro ieri, nei discorsi di mercato, non hanno sicuramente agevolato la tranquillità della squadra, il viaggio, siamo stati a Genova con la Sampdoria settimana scorsa, Jeddah, di nuovo a Genova, abbiamo anche dei problemi di squalificati perché non ci saranno non ci saranno Magnoli, non ci sarà, mi sembra, Calabria, sì, proprio Calabria, quindi problemi di formazione che continuano ad avere. Io mi meraviglio sempre dei tifosi del Milan che stanno attaccando Gattuso dall'inizio anno pensando di avere una rosa di fenomeni. In realtà, se mi dite che Gattuso è il miglior allenatore del mondo, ti dico di no, ce ne saranno almeno una ventina meglio di Gattuso, ma se mi chiedete Gattuso con questa squadra sta facendo il massimo, sta ottenendo il massimo, secondo me assolutamente sì, quindi io in Gattuso posso soltanto dire grazie a quello che sta facendo e poi i numeri parlano per lui, perché comunque da quando è arrivato al Milan è il numero 2 a livello di punti subito dopo Allegri. E questo è il pensiero su Gattuso del milanologo. Siamo in chiusura, voglio sapere invece velocissimamente da Claudio Segagni invece il pensiero su Spalletti, visto che nel filmatino iniziale c'erano foto con Stramaccioni, poi c'era De Boer, c'era Ranieri, c'era Mazzari, presumo anche Mancini, insomma praticamente hai avuto tutto il periodo storico dell'Inter come allenatore. Spalletti invece in questo periodo rappresenta l'allenatore giusto, importante per l'Inter, visto che c'è sempre molta critica nei confronti della gestione tecnica, oppure no? Spalletti l'avevo conosciuto ai tempi della Roma, ci ho lavorato per qualche mese, sempre, e già ai tempi, anche se credo che adesso sia peggiorato, ai tempi della Roma, prima di andare in Russia, voglio dire, era un bel tipo effervescente, comunque simpatico. Io credo che Spalletti in questo periodo ci stia bene, sì. Cioè ci abbia portato comunque a un miglioramento, sicuramente poi abbiamo ottenuto la Champions League quest'anno, sicuramente c'è stato uno sviluppo, però io credo che se l'Inter vuole avere un altro tipo di obiettivi, un altro tipo di respiro internazionale, si abbia bisogno non soltanto di giocatori, secondo me, con una mentalità più abituata a vincere sul campo, ma anche in panchina. Dunque Spalletti, per l'amor del cielo, in questo periodo un allenatore più che valido e sicuramente preparato, ma io spero che se ci saranno le possibilità di avere allenatori con ben altra esperienza e ben altre vittorie, io spero che arrivino. Vabbè, però per adesso diciamo che Milano sta abbastanza bene nonostante le critiche, perché insomma arrivato a un certo punto sì, è vero avere la guida tecnica migliore, però i giocatori sono quelli che vanno in campo e se tu hai giocatori di qualità e i campioni, ovviamente la situazione è la cosa migliore da perseguire. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, un'ora è passata veloce in lieta armonia calcistica. Io rinnovo gli appuntamenti di Che Calcio Che Fa con l'ultima videata, e qua abbiamo, infatti, ricordatevi, ogni venerdì alle 21 e in replica sabato alle 18 su Lombardia TV. Poi abbiamo Silvia Musica Radio per ciò che riguarda la radio lunedì alle 15, ovviamente andando sul sito silviamusicaradio.it, e poi andate a consultare, se volete qualche notizia simpatica, checalciochefa.com sul web. Io saluto ovviamente gli amici di questo percorso di oggi. Claudio Segagni, grazie. Grazie a voi, un piacere, Fulvio. E Alessandro Carra, alla prossima, grazie. Grazie a te, Fulvio, buona serata a tutti. Bene, grazie ancora e noi ci vediamo venerdì prossimo. Alla prossima.